Ok, carissimi, stiamo qua per iniziare questo studio biblico e hoje stiamo lavorando o senso della mutualità uno agli altri e l'obiettivo di questo studio di questa settimana è accogliere le persone, accogliere la gente e è questa sfida che Dio ci ha donato. E è interessante che questa parola accogliere è molto collegata no senso di stare insieme. C'è un concetto bellissimo che dice significato di accogliere. Ricevere nella propria casa, ammettere nel proprio gruppo temporaneamente o stabilmente, soprattutto con riguardo ao modo, ao sentimento, alle manifestazioni con cui si riceve. Perciò è il senso di ricevere affettuosamente, con gioia, con dimostrazioni d'affetto, ossia la persona che si sente accolta con allegria nel proprio gruppo, nella propria casa. Perciò quando noi parliamo di accogliere le persone, è questo significato di portare questa persona a casa nostra. Accogliere significa avere intimità con questa persona, accogliere c'è questo senso di gruppo, di appartenenza. E è quello che Cristo Gesù ci ha insegnato. Perciò in questo studio oggi noi vogliamo lavorare in questo senso il modo come Gesù aveva accolto le persone. E ricordiamo tante persone, possiamo pensare quella donna della Samaritana che era in quello pozzo, dove Gesù la trova e Gesù fa delle domande a lei e lei fa delle domande a Gesù e quell'incontro si trasforma in un Gesù che accoglie quella persona. Quella persona si sente partecipe di una storia. Possiamo vedere la vita di Matteo e di Zaccheu, dei personaggi che i propri giudei hanno messo da parte, ma Gesù accoglie loro due. E di Matteo, soprattutto, si diventa dopo una persona che cammina ao fianco di Gesù. E forse Zaccheu si è pentito, si ravvede e comincia a camminare con Gesù. Perciò o accogliere e portare a sé questa persona. Possiamo ricordare anche quella donna cananeia che aveva quel problema della figlia e che ha chiesto la guarigione a Gesù. E Gesù ha detto: no, io sono venuto prima per i giudei. E lei ha detto, e Gesù parla di un mangiare, ma lei dice: ma anche le briciole si può mangiare, il cane si può mangiare. E Gesù vede la fede di quella donna. Gesù l'ha accolto quella donna. Non importa chi era la persona. Gesù ha accolto i giudei, ha accolto gli stranieri, ha accolto anche il centurione che aveva una persona, un servo suo che aveva un problema e Gesù lo accoglie e questa persona è guarita. Perciò quando io vedo una persona, io non posso inserire nessun timbro. Quella persona deve essere accolta. Perciò questo esempio di Gesù per dimostrare o quanto prezioso sapere che ogni persona è un'opportunità per essere accolta. Noi viviamo oggi in una società dove le persone inseriscono un timbro: questa persona posso appartenere al mio gruppo, questa persona non appartiene al mio gruppo, questa persona può essere della mia storia, questa persona non può essere della mia storia. Gesù non ha fatto questo. Gesù ha accolto. Le persone che arrivavano Gesù ha accolto. Perciò essere sano, essere perfetto come Gesù ci ha sfidato, è sapere accogliere le persone nonostante che noi non siamo perfetti, ma abbiamo la salute spirituale di sapere accogliere le persone. E è questo il punto di partita che noi possiamo parlare. Perciò noi dobbiamo ricordare che la Chiesa è un luogo dove le persone non sono perfette. Le persone devono essere sane. Non c'è nessun perfetto nella Chiesa, ma le persone devono essere sane. E la dimostrazione di questa sanità o di una persona sana è la dimostrazione che è una persona libera per accogliere qualsiasi persona. Perciò noi dobbiamo prendere molto a serio questo senso di che una persona deve essere accolta allo stesso modo come Gesù ci ha insegnato. Perciò noi dobbiamo ricordare che la Chiesa è un luogo fatto delle persone che sono nati nuovamente in Cristo Gesù. Sono nati spiritualmente in Cristo Gesù. La Chiesa è composta, è fatta delle persone che sono state trasformate dallo Spirito Santo e vivono una nuova esperienza. Le persone sbagliano, le persone sono ancora che
commettono dei peccati, ma non posso continuare nel peccato. Ma la Chiesa è un gruppo di persone non perfetti, ma che hanno questo senso di essere sani per ricevere gli altri. Perciò noi vogliamo qua camminare con due cose molto importanti. La prima è che le persone non sono perfette dentro di una Chiesa, dentro di un gruppo. Le persone non sono perfette, ma è possibile essere una Chiesa sana quando esiste la crescita spirituale. È possibile essere un gruppo sano quando esiste il desiderio di una crescita spirituale, di abbandonare il vecchio stile di vita. Perciò il senso di accogliere una persona è che io come Chiesa, io come un gruppo, o io come persona devo avere questa capacità di sapere accogliere le persone, apportare una nuova storia, una nuova vita con Cristo. La seconda cosa è che noi dobbiamo portare queste persone a un profondo rapporto con Cristo, ossia di rapportarsi queste persone che già sono state raggiunte a una esperienza con Cristo. Perciò io, e questa è l'esperienza che noi dobbiamo vivere questa settimana o nella nostra vita, di accogliere le persone. Io non sono perfetto, ma na mia vita che è sana spiritualmente, io accolgo. E questa persona che io accolgo, io devo portare questa persona a un rapporto, a una intimità con Dio, a una conoscenza di Dio, a un rapporto di amicizia e intimità con il nostro Dio. Perciò la storia di accogliere qualcuno è io che non sono perfetto, ma io posso portare questa persona a avere un rapporto con Dio. E essere sano è essere una persona pronta e predisposta a vivere questa crescita spirituale. Perciò questo principio di accogliere le persone non è pensare nelle persone come se è merito o non merito, ma vedere ogni persona come una possibilità di una trasformazione che Cristo farà. Un grande tante volte noi facciamo è accogliere le persone in modo che io devo trasformare quella persona. E sono io che comincio a portare quella persona a un cambiamento. Non funziona così. Io accolgo le persone, ma chi fa la trasformazione è Cristo Gesù. Perché anch'io sono stato trasformato. Anche noi siamo stati trasformati da Cristo. Perciò io non prendo una persona per essere trasformata da me. Io prendo una persona per essere trasformata da Cristo insieme a me. Perché noi non siamo perfetti, noi stiamo camminando una strada di conoscenza e una strada di santificazione. Perciò accogliere le persone è portare a una conoscenza di Cristo, è portare a una vita con Cristo e in questo modo questa persona sarà trasformata. E questi principi sono molto importanti che noi dobbiamo imparare. Possiamo illustrare, pensare un matrimonio. Quando tu ti sposi, un esempio, tu prendi una ragazza, un ragazzo, e tu ti sposi e tante volte tu pensi di cambiare quella persona. Non cambia. Noi ci sposiamo in modo che prima io devo essere cambiato, ma è permettere che Dio faccia parte di quel matrimonio e farà Dio un processo di trasformazione in quelle persone. Accogliere una persona, noi entriamo in un processo di tutti noi insieme vivere questa trasformazione che lo Spirito Santo farà nella nostra vita. E qua è interessante, perché se lo Spirito Santo fa questa trasformazione, è una trasformazione completa e perfetta e eterna. Se siamo noi a fare questa trasformazione, è una trasformazione momentanea, incompleta e che finirà tra poco. Perciò è lo Spirito Santo che farà. Perciò non assumere la responsabilità di trasformare nessuno. Lascia che lo Spirito Santo lo faccia, ma che tu sia una persona pronta a portare questa persona a una conoscenza di Cristo. Perciò in questo senso, o quanto è prezioso sapere che è la Chiesa o un gruppo, sono le persone che porteranno a questa trasformazione. Hai percepito una cosa preziosa nella vita? Tutti noi siamo diversi. Hai percepito che quando noi siamo diversi, le persone entrano nel nostro gruppo, le persone entrano nella nostra comunità, nella nostra chiesa e percepiscono la diversità
e cominci a crescere con la diversità che esiste in mezzo a noi. Perciò è la Chiesa un luogo perfetto, stupendo a portare una persona più simile a Cristo. Una Chiesa sana, una Chiesa che è sana nei principi e nei valori di Cristo. Perciò è questi principi qua che noi dobbiamo sempre pensare di accogliere le persone con queste idee. Quando eu vivo questo desiderio di accogliere le persone, sapendo che non abbiamo una chiesa perfetta, non abbiamo un gruppo perfetto, eu devo sapere che quando accogliamo questa persona, due parole sono molto collegate. È l'amore e il perdono. Perché l'amore è quello senso di sapere che questa persona deve essere amata e continuare un processo di crescita in Cristo in amore. E la parola dice che l'amore copre una moltitudine di peccati. Una persona colta com i suoi peccati, come noi, quando esiste l'amore, questa moltitudine di peccati sono coperte. Per l'amore. Seconda parola che è importante è un perdono. Perché il perdono, la persona deve abbandonare quell'amarezza, quello dolore della sua storia, della sua vita. Una persona colta, quando viene dentro di una comunità, percepisce che è una comunità dove esiste l'amore di Dio e percepisce che il perdono è una strada perfetta e meravigliosa, perché il perdono è una liberazione. Quante persone che noi troviamo che c'è amarezza nel cuore del passato, mancanza di rapporto con uno con l'altro, in famiglia, con i genitori, con i figli. Quante persone che soffrono questo. Una Chiesa che accoglie, in amore, porta questa persona a un perdono profondo e guarisce. E è questo senso che noi dobbiamo lavorare come Chiesa di Dio. Perciò in questo modo, una cosa è certa, non basta dire che noi siamo una Chiesa, basta essere una Chiesa che accoglie le persone come loro sono, come loro vivono, senza inserire nessun timbro, senza inserire nessun pregiudizio. Le persone sono accolte come loro sono e lasciamo che Dio fa la trasformazione. Una Chiesa in amore inserisce nel loro cuore la profondezza e la grandezza di un perdono. E una persona amata che riesce a essere libera nel perdono sarà sempre in mezzo a una Chiesa sana. Perciò con questa prima osservazione io vorrei lavorare qua in 5 punti di questo studio qua che sono preziosi in quale modo, perché dobbiamo accogliere la gente. Cristo ci ha insegnato. Leggiamo il primo brano che è Matteo 22:39. Ce l'ho qua nella Bibbia, ho lasciato tutto già segnalato qua. Matteo 22:39. Dice così. Matteo 22:39. Il secondo, hanno chiesto a Gesù, Signore, o grande comandamento, Gesù disse, ama o Signore Dio come tutto il cuore, tutta l'anima tua e tutta la tua mente. E dopo Gesù dice, il secondo simile a questo, ami il tuo prossimo. Ami il tuo prossimo come te stesso. Perciò accogliere le persone è accogliere le persone in amore. Perché Gesù mi ha insegnato questo comandamento. Io amo a Dio, ma io amo il mio prossimo. E è interessante che il mio prossimo non è una scelta mia, è una scelta di Dio. È Dio che mi dà le persone al mio fianco. Tu já hai litigato con Dio perché tu mi hai dato quel collega di lavoro? Perché tu mi hai dato quel vicino di casa? Perché tu mi hai dato quella persona che si siede sempre al mio fianco? È il tuo prossimo che Dio ti ha dato. E che cosa devi fare con questa persona? Amare. È una scelta divina per te. Amare il tuo prossimo come a te stesso. Perciò accogliere la gente, primo punto è questo. È un comandamento di Gesù, amare il mio prossimo. E questo mio prossimo non è una scelta mia, è una scelta di Dio. Perciò il secondo punto importante qua, noi dobbiamo mettere in pratica questa parola. Giacomo capitolo 2, dal versetto 1 a 9. Giacomo capitolo 2, dal versetto 1
a 9. E qua è il secondo punto importante, mettere in pratica una parola dove eu non posso fare discriminazione o avere favoritismo. Questa persona più simpatica, questa persona più così, simile a me. No, eu non posso fare favoritismo. Le persone hanno una scelta di Dio e queste persone io devo servire, accogliere come sono. Perciò in questo testo il Giacomo dice così: fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia immune da favoritismo. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con anello d'oro, vestido splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e dice, tu siedi qui ao posto di onore, e ao povero dite, tu statene là in piedi, o siedi terra accanto ao mio sgabello, não state forse usando um tratamento diverso, giudicando em base ao ragionamento malvagio? Primo, Gesù mi dice che eu devo amare. É um comandamento. Secondo, eu não devo fare favoritismo. Le persone che arrivano devono essere accolte come loro sono, senza favoritismo, senza dare qualche glória umana a qualcuno e meno glória umana all'altro. Non sono il modo di vestirsi, non è un modo di parlare, non è un modo di essere di quella persona che io devo creare questa distinzione. Gesù mi ha insegnato a amare il mio prossimo, che sono le persone che Dio mi ha donato. E Gesù mi ha insegnato che ogni persona che arriva deve avere un trattamento uguale. Così non importa come si veste, non importa la sua vita sociale, non importa la sua cultura e la sua storia, deve essere accolti come loro sono. Terzo punto importante, o quanto è bello è questo, è sintonizzare questa persona con il cielo. Che cosa è sintonizzare questa persona con i cieli? Sembra una cosa strana, ma Luca capitolo 15, nel versetto numero 7, Luca 15, 7, vi dico che così sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Avere sintonia con questa persona che accogliamo è portare questa persona alla conoscenza di Dio. E quando questa persona si ravvede, in cielo c'è festa. In cielo avrà quella grigliata. Il nostro Dio farà una grande festa. Nostro Dio farà una festa grandissima quando una persona si ravvede. Perciò noi dobbiamo avere questa stessa sintonia. Quando una persona si ravvede, noi dobbiamo fare una festa. Accogliere le persone e portare questa persona a fare una grande festa in cielo. Che questa persona possa ravvedersi dei suoi peccati e celebrare questo momento in gloria ao nostro Dio. Primo punto, eu devo amare. Perché Gesù mi ha detto che devo amare il mio prossimo, scelta sua. Secondo punto, eu non devo fare discriminazione, distinzione delle persone, favoritismo. Tutti sono uguali. Terzo punto, eu devo avere una sintonia con i cieli. Quello che eu devo portare questa persona è una celebrazione di festa in cielo con un ravvedimento di questa persona. Perciò eu devo imparare a accogliere il peccatore. E quello peccatore, più peccatore dai miei occhi, é a festa più grande que ci sarà. Dio ama fare festa. Eu conosco um Dio que ama estar em festa. E perciò è questo Dio che vuole rallegrarsi con noi. E noi dobbiamo rallegrarsi. Quando è stata l'ultima volta che tu ti sei rallegrato con una persona quando si è ravveduta? Quando è stata l'ultima volta che tu hai fatto una festa quando qualcuno si è ravveduto? Nella storia ho conosciuto una chiesa che quando una persona si ravvedeva, non senza creare scandalo, ma nel giorno che una persona si convertiva, si ravvedeva dei suoi peccati, il gruppo o la chiesa, ovunque sia, loro aprivano champanhe, perché volevano fare una festa perché una persona si è ravveduta, si è consacrata al Signore. Nós stiamo perdendo questo senso della festa quando qualcuno si ravvede. Perché nel nostro piccolo gruppo, perché nella nostra comunità, nella nostra chiesa, quando una persona si ravvede, noi non possiamo in quel momento, wow, aprire un prosecco, ma perché non possiamo aprire una Coca-Cola, ma fare una festa.
e fare questa sintonia com o cielo. Sem il cielo c'è festa. Potete immaginare quello che noi possiamo fare in terra e quello che dobbiamo fare. Quarto ponto, agire d'accordo con la nostra identità. Perché adesso, 2 Corinzi, capitolo 5, versetto 17. 2 Corinzi 5, 17. Dice così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Accogliere una persona è con la mia nuova identità in Cristo. Adesso sono una nuova creatura. E la mia nuova creatura è vivere questa delizia, questa bellezza, la grandezza di un regno di Dio. Perciò accogliere la persona è portare questa persona, questa mia nuova identità, a essere una nuova creatura in Cristo. E quanto prezioso è questo, vedere questa persona trasformata per essere come io sono oggi. Tu sei una nuova creatura, noi siamo una nuova creatura in Cristo. Perciò accogliere qualcuno è portare questa la mia nuova identità. Perciò per Dio le persone sono molto più importanti che un evento. Per Dio le persone sono molto più importanti che proprio questo studio biblico. Per Dio le persone sono molto importanti che i miei programmi che io creo. Dio vuole che ogni persona possa avere la stessa identità che io ce l'ho, la identità in Cristo Gesù. E l'ultimo punto qua sta in Matteo 5, 13 e 14. Matteo 5, Matteo, subito dopo Malachia, capitolo 5, versetto 13 e o versetto 14. Voi siete il sale della terra. 14. Voi siete la luce del mondo. Noi esistiamo per dare sapore e noi esistiamo per dare luce. Cristo Gesù ha detto che io nel mondo, noi nel mondo, noi siamo sale e luce. Perché il mondo vive nelle tenebre, il mondo vive senza sapore. Perciò accogliere le persone è essere sale, è essere luce, è portare un sapore, è portare vita alle persone, è essere luce, è togliere le persone dalle tenebre. Tante volte noi abbiamo quella mentalità che le persone stanno bene, è un inganno. Le persone non stanno bene senza Cristo. Accogliere le persone è entrare nel mondo come sale e come luce. Perciò Cristo ha detto che noi dobbiamo vivere portando una differenza. Noi dobbiamo vivere essendo la differenza in questo mondo. Accogliere le persone con questi 5 principi sarà prezioso per noi come gruppo, come chiesa, come persona. Perciò i 5 punti quali sono? Obbedire al comandamento di Gesù, amare il prossimo, che è una scelta di Dio. Secondo è praticare la parola di Dio nel senso che non possiamo fare distinzione delle persone, favoritismo a quello che si veste bene. No, tutti sono uguali. Terzo punto è creare una sintonia di quello che succede in cielo quando la persona se la vede con il nostro cuore, una festa, e portare questa persona a una trasformazione. Quarto è agire di accordo con la nostra nuova identità. Siamo una nuova creatura. Adesso le cose vecchie sono passate. Siamo una nuova creatura. Vivere il principio di essere nuovo in Cristo. E l'ultimo principio è portare sapore e illuminare il mondo. Accogliere le persone sono collegate a questi 5 punti. Perciò che questo studio possa fortificare il tuo modo di camminare, che questo studio possa fortificare la tua impronta di vita e possa fortificare la tua iniziativa verso le persone intorno a te. Chi sono intorno a te oggi? Chi è il tuo prossimo? Chi sono intorno a te? Dio ha lasciato só un comandamento a te in questo senso. Amare. Chi è il tuo prossimo? Preghiamo. Pensa nel tuo prossimo oggi, collega di lavoro, di scuola, di università, vicino di casa, amici, parenti. Preghiamo. Nostro Padre, quanto è prezioso vedere i tuoi insegnamenti su una parola profonda, accogliere. Siamo stati accolti da te come noi siamo, come noi eravamo. E siamo stati amati da te.
Ti ringrazio perché tu hai inserito davanti a noi delle persone stupende che ti hanno abbracciato, sostenuto fino ad oggi. È il tuo grande amore. E che tutti noi come Chiesa, come comunità, possiamo vivere la stessa esperienza di accogliere la gente come loro sono, e portare una trasformazione. Grazie. E benedici la tua Chiesa. Benedici, oh Padre, la tua comunità. E che possa essere una Chiesa attiva, presente in trasformare gli altri, accogliere gli altri, trasformare portando lo Spirito Santo a una trasformazione. Grazie, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Dio vi benedica. Un grande, grande abbraccio. Ciao!